Eccola la nave Mare Ionio di Mediterranea, arrivata a Venezia per una sosta tecnica all'isola della Certosa. Ci troviamo davanti alla nave Mare Ionio, salite a bordo con noi. Questo è il ponte di coperta della nave Mare Ionio ed è l'area riservata all'accoglienza e all'ospitalità che diamo ai naufraghi, alle persone soccorse in mare, una volta che siano salite a bordo. Ad accompagnarci nel nostro percorso il veneziano Beppe Caccia, responsabile della missione. Queste persone sono spesso da oltre 50 ore in mare, molto spesso hanno finito le scorte d'acqua, se ne avevano, sono state per lungo tempo sotto il sole oppure, ma molto spesso insieme, soffrono di ipotermia. Ecco qualche numero delle attività di soccorso. Dal 2018 9 missioni, abbiamo portato in salvo direttamente 374 persone, donne, uomini, bambini. Ma come vengono raccolti i fondi? Decine di migliaia di donne e uomini di buona volontà che con le loro anche piccole donazioni ci hanno permesso di essere in mare. Nel corso di questi 2 anni abbiamo raccolto in rete quasi 2 milioni di euro. Quando tornerete in mare? Presto, stiamo organizzandoci per tornare in mare al più tardi nei primi mesi dell'anno nuovo.